Finalmente, con grave ritardo, l'amministrazione comunale ha convocato il tavolo sui servizi educativi che avevamo chiesto come CGIL. L'incontro sulla gestione del Green Pass negli asili comunali, ovvero nidi e materne, fissato per l'11 ottobre dalle 15 alle 16 in modalità web, come deciso dal Comune. A far scoppiare il caso, la falsa certificazione verde esibita nelle scorse ore da una mamma di nazionalità moldava al nido Trilli in Viale San Marco a Mestre e che ora si è vista recapitare una doppia denuncia, una sanzione amministrativa per violazione delle norme anti-Covid e una penale per sostituzione di persona. Al vaglio il provvedimento da intraprendere nei confronti del papà di nazionalità italiana che si era prestato allo scambio del Green Pass che, scoperto, aveva anche aggredito verbalmente, tentando una colluttazione, l'operatrice scolastica. Anche il controllo dei Green Pass, serve personale dedicato per questi compiti. Quello che è accaduto al nido Trilli, i momenti di tensione nelle scuole sono quotidiani perché il personale sia ausiliario che educativo non riesce più a reggere le pressioni quotidiane che ci sono sulle scuole. Questa amministrazione non deve assumere generici impegni, ma deve fare fatti concreti. Prima di questo episodio al Trilli, forte tensione anche alla materna Vecellio, sempre in Viale San Marco, per via della confusione generata nelle famiglie con e senza Green Pass dalle disposizioni comunali che cambiavano di giorno in giorno e che ora come allora non considerano il centro della questione, ovvero il superiore interesse del bambino, così come disposto tra l'altro anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, così i genitori. È chiaro che non è possibile consegnare un bambino in 10 minuti, perché non è un pacco Amazon. La scuola comunale va salvaguardata e preservata, le parole sempre del sindacato. Quindi ci aspettiamo che l'11 arrivino impegni chiari sulle assenzioni e sui potenziamenti degli organici, senza i quali, ci dispiace molto, ma la mobilitazione e la risposta delle lavoratrici sarà inevitabile.